che dobbiamo avere un tono che non è più così provinciale. Basta, basta! La colpa non è di Lucca, la colpa è vostra, che il livello è basso. Amici bellini, mi sono reso conto che è tardi e che già fa una cosa, quindi andiamo in fretta. Conferenza di Lucca, molto diversa onestamente rispetto alle conferenze di De Bruyne e di Lang, per ovvi motivi secondo me, e andiamo a sviscerare velocemente, e poi ci sono altre cose, cominciamo. Allora, voglio... ascoltatemi bene. Mettiamoci d'accordo, perché io ho letto un po' la chat durante la conferenza, ho aperto Twitter un secondo solo. Lucca ha firmato un contratto di 5 anni. È in prospettiva l'attaccante su cui il Napoli punta forte. Non cominciate. E dico cominciate perché non mi ci metto in mezzo a quelli che poi gli daranno addosso, semplicemente perché era un po' emozionato. E quindi gli sono mancati. Io non ho mai visto in una conferenza proprio il mancarti le parole. Era emozione, signori. La maglia del Napoli, la felpa in quel caso del Napoli, è più pesante di altre maglie, e ci sono giocatori che non soffrono questo tipo di pressione, giocatori che hanno vinto qualsiasi cosa, e ce ne sono altri che probabilmente avranno bisogno di una mano per far partire tutta la situazione. Benvenuto Antonio Farella. E molti si sono iscritti tra ieri e oggi. Ieri vi siete persi la live notturna? C'è stata una live notturna per l'Here We Go su Osimhen, andatevela a recuperare, è stata breve. Grazie per tutto il vostro supporto, grazie per i like, lasciate i like pure a Lucca, perché io ho l'impressione che il ragazzo fosse molto emozionato, al di là del fatto che alcuni giocatori come Di Lorenzo, come altri giocatori che parlano il calcese, buongiorno, parlano il calcese proprio, cioè risposte banali, sintetiche, sono sempre le stesse cose che rispondono: devo migliorarmi, so da dove sono arrivato, so dove voglio arrivare. Non tutti sono Raspadori, non tutti sono Juan Jesus e non tutti sono De Bruyne. Partiamo da questo presupposto qua. Poi in campo alcune persone si possono trasformare, possono avere quella personalità. Il discorso del rigore con l'Udinese, che addirittura a me non era piaciuto tanto, perché sì, personalità, perché poi te la prendi, litighi col tuo capitano, litighi coi tuoi compagni, la metti nel set e dici cazzo, questo le tiene cubiche. Poi davanti al microfono alcuni si squagliano, e non tutti sono nati per essere dei grandi oratori. E questo non è un grande oratore. Ma non vi permettete, perché comunque, oratori o no, leggono i social. Ve l'ha detto Juan Jesus ieri, leggono tutto. Specialmente quelli più giovani sono molto influenzabili da certe cose. Aggiungere una cosa, che in tutte le partite in casa che giochiamo vogliamo sentire veramente una boggia nello stadio. Gli avversari devono avere paura di entrare, perché a volte sentiamo veramente che, capisco che siete molto viscerali, passionali, usate quella passione in positivo, non avete paura che noi faremo sempre il nostro meglio, però non ci facciamo del male da soli, mettendo in difficoltà e dando addosso a uno che ancora deve mettere un pallone a terra, perché rischiamo questo è stato pagato 35. Semplicemente dopo Osimhen e Higuain è quello più pagato. Non ci facciamo, calma, vi prego, perché rischiamo brutto, Insomma, cosa ti ha colpito di più? Andiamo proprio veloce perché le sue risposte sono state velocissime. Cosa ti ha colpito di più? Il gruppo e niente. Poi è finita, non c'è nient'altro da dire. Purtroppo, e aggiungo, nemmeno le domande aiutano, perché se tu fai la stessa domanda 50 volte a uno come Lang, a uno come De Bruyne, magari loro, Spadori, questa gente qua riesce ad aggiungere un fiorellino ad ogni risposta e magari ti esce qualcosa in più. Se invece voi, a un ragazzo che sta emozionatissimo e che non ha le parole per risponderti, gli chiedi sempre la stessa cosa, e lui a un certo punto ti dirà niente, e sono finite le parole, non ne ho più.
Quindi Conte in cosa ti può migliorare? Mi può migliorare a livello tattico e a livello mentale. Io poi aggiungo l'ultima domanda, è una cosa importantissima, perché io ho ascoltato Luca a cronache di spogliatoio, una one to one dove era molto più sciolto, quindi la cosa importante Luca la dice in questa conferenza, se no ve la faccio notare. Cosa Lukaku, che pensi di Lukaku, cosa vuoi prendere da Lukaku? Giocatore fantastico, posso prendere cose positive, non ti verrà mai di Luca a dire è bravo nel far salire la squadra, il modo in cui lui tiene alle spalle i difensori e si gira, poi ha anche tecnica individuale per far partire l'inserimento delle mezze. Luca non è tutto non ha tutto questo ce lo dobbiamo dire noi, lo dobbiamo sapere noi. Luca ti dirà è bravissima, è fortissima e tante cose positive, è chiaro? È chiaro. Gattuso ti ha chiamato? Sì, mi ha chiamato. Sono venuto qui a Napoli. Napoli è stata la prima scelta, perché poi stava quasi dicendo il mio primo obiettivo proprio arrivare in nazionale, ma aggiustate, ha detto il mio primo obiettivo Napoli, è stata Napoli la prima. Quali sono i tuoi obiettivi? Quali sono i tuoi obiettivi? Migliorarci, obiettivi di squadra, migliorarci partita dopo partita, perché dobbiamo vincere partita dopo partita. Le tue caratteristiche, le mie qualità positive, non ti dice io sono bravo a far salire la squadra, il colpo di le mie cose positive, poi devo migliorare. Chiariamoci, Osi e Higuain sono i più pagati, ti dà questa cosa così, mi fa piacere essere accostato a questi giocatori. Poi gli chiedono pure sui rigori, per i rigori decide il mister, se sono in campo e mi chiede di tirarlo lo tiro, quindi non si prenderà sicuramente il pallone da mano a De Bruyne, questo non c'è dubbio. Migliorare in cosa? Nata voto, il gioco di squadra. Ecco, qua ce la dà una cosa, dice sì, io prima ero un po' forse troppo ossessionato al gol, già con Conte ho parlato, io devo migliorare il modo in cui dialogo con i compagni. Benissimo. Conte, i consigli, che consigli? Ti ha dato consigli su come stare davanti al difensore quando arrivano i cross, ci ha dato una cosa, devi metterti davanti così, ci siamo. Dopodiché gli dicono ma sei 2 metri e 07, falso, falsissimo, perché 2 metri e 01 sta scritto dappertutto su internet, non so da dove è uscito. Ma non hai mai pensato vai a giocare a basket? No, ho sempre sognato di fare il calciatore da bambino e sto qua. Che cosa prendi da Lukaku? E quindi è una soddisfazione giocare con lui, che ho visto giocare in grandi squadre, io sono appena arrivato. Benissimo. Ti piace di più andare in profondità o andare incontro? Che è una domanda anche abbastanza interessante, onestamente. La frase sono un calciatore atipico perché mi piace fare entrambe le cose, ma alla grande, va bene. 12 più 3, hai fatto 12 gol e 3 assist, forse fare più assist è uno dei, se questi imboccando le risposte è uno dei tuoi obiettivi. Come ho detto prima, quindi la domanda già è stata fatta, come ho detto prima, e migliorare in certe cose, però io ho fatto comunque 6 gol di piede e 6 di testa, quindi non dite che per forza devo fare il gol di testa, e qua comincio ad accennare, devo anche fermarmi dopo gli allenamenti, e questa è una cosa che è successa con l'Udinese, aveva un accordo, e questa non esce da questa conferenza, esce da cronaca di spogliatoio, lui aveva un accordo con non mi ricordo chi, forse poteva essere Camarano, non mi ricordo, uno che gli mette i cross, e c'era quasi un accordo tra le, se mi metti gli assist io poi ti pago una cena, una cosa del genere, e quindi c'era questa cosa di fermarsi, di migliorare, e quasi una scommessa tra di loro, quanti assist riesco a metterti, quanti gol riesco a fare. Benissimo, però poi all'ultima domanda arriva la cosa, e io vi devo dare uno spunto interessante. Ovviamente Italia, con grande sensibilità, parte con la sua domanda dicendo c'è emozione, cioè l'unica che subito dice vede il ragazzo che sta emozionato, e fa una domanda aperta dove lui può rispondere il mister aiuterà, io so cosa voglio, so da dove vengo, so dove voglio arrivare. È stato un giovane che da giovane si è andato direttamente all'Ajax, che ti ha dato questa esperienza, mi ha maturato molto perché tante difficoltà, non ho mai giocato pochissimo là, penso solo, però adesso non l'Ajax, penso solo al Napoli, vedi la risposta calcese, penso solo a Napoli, non è che ti hanno chiesto adesso tu stai pensando di tornare all'Ajax, ti hanno fatto un'offerta dall'Ajax, pensi solo al Napoli, va bene. Luca uomo, il Luca ragazzo, se hai degli hobby, delle cose, non ho tanti hobby, nemmeno su quello vi potete, gioco a padel, ovviamente come tutti i calciatori, gioco a padel in famiglia per l'estate eccetera eccetera, i festeggiamenti per lo scudetto ti hanno dato delle emozioni, li hai visti? Sì, bellissimo, è stato emozionantissimo, voglio
riviverli, nel senso vorrebbe vincere per poterli vivere anche lui queste emozioni. La gavetta che hai fatto, dalla promozione fino a tutte le categorie inferiori, la consigli? Gli altri sì, la consiglio perché ti fa avere cazzimma. Qua lui se n'è uscita giustamente con la frase: qua a Napoli funziona la parola cazzimma eccetera eccetera, per spiegare quello che poi dice, e cioè che un ragazzo molto giovane che poi gioca nelle categorie inferiori viene preso di mira e viene intimorito, spesso anche con atteggiamenti poco sportivi. Le conosciamo le categorie inferiori dove non c'è VAR, non ci sono 1000 arbitri che ti guardano, il pubblico eccetera eccetera, ti danno quel calcetto, quella ginocchiata sulla gamba a gioco fermo, è stato buono. Quindi devi avere una grande forza mentale e anche personalità di stare in campo per resistere a quelle categorie quando sei molto giovane, quindi non è da sottovalutare questo. E il numero che sceglie, lui lo descrive, dice 7 più 2 fa 9, volevo un numero che ricordasse il 9, ma il 9 l'ha preso Lukaku, non è il 72 ma è il 27. Andiamo avanti. Le punizioni le state provando? No. Per ora si corre. Gattuso, ma che ti ha chiesto Gattuso? Quanta curiosità su quello che ti ha chiesto Gattuso. Gattuso mi ha chiesto come stai, dove stai in vacanza, nient'altro. Inler, Gedait, abbiamo parlato poco, mi ha detto città meravigliosa, gente meravigliosa. A Udine non c'era tutto questo euforismo. Sì, ha detto euforismo, e allora di cosa vogliamo? Calma, dovete stare calmi e non vi dovete permettere. 4-3, ma ti piace giocare anche magari a due punte? Sì, entrambi. Ma che te dici? No, io gioco solo 4-3-3. Non esiste giocare insieme a Lukaku. Sono l'alternativa, è normale, poi mi metto a disposizione eccetera eccetera. La personalità, il rigore di nuovo è stato frainteso. Ecco qua per esempio uno con un grande eloquio avrebbe potuto spiegare bene o avrebbe potuto intortarci. No, è stato un po' frainteso, poi ci siamo chiariti. Che frainteso, hai litigato con tutti. Ci siamo chiariti, capita nel calcio. A chi devi ringraziare? Ai genitori, a mio fratello. Ma la musichetta della Champions, sentite, voi la dovete finire con questa musichetta della Champions. Lo volete capire che siamo diventati una squadra internazionale, che dobbiamo avere un tono che non è più così provinciale? Basta! La colpa non è di Lucca, la colpa è vostra, che il livello è basso. Bella, sì, la musichetta della Champions. L'ho sentita perché ero in panchina con l'Ajax quando ho sentito la musichetta della Champions alluccata da voi, così, grande emozione eccetera eccetera. Obiettivi personali, migliorare, non è qua. Sull'obiettivo personale lui dice: io devo solo migliorare, non mi devo dare, perché quella la domanda è quanti gol puoi fare eccetera eccetera. Benitez che dice Callejon ti farà 20 gol. Non ti devi dare un numero di gol, altrimenti ti metti una pressione inutile addosso. E questa secondo me è una risposta molto matura, perché se tu dici io adesso mi sono prefissato che devo fare 15 gol questa, è un pochino secondo me quello che è successo nel momento di quel rigore, perché lui si era fissato l'obiettivo dei 10 gol e con quel rigore, se non sbaglio, arrivò ai 10 gol esatti. Se tu ti fissi questo obiettivo non stai concentrato sulla squadra e sugli obiettivi della squadra, e rischi nel momento in cui hai una palla che non è sicura, invece di servire il compagno più indicato e più libero, magari tu rischi la giocata per fare il gol personale. Assolutamente no, perché tu devi pensare al bene della squadra e metterti degli obiettivi, facendo anche delle scommesse magari con i tuoi compagni, così quanti gol ti fai. È sbagliato, e qua si vedrà il salto di maturità che secondo me lui già ha capito. In qualche modo qualcuno o gliel'ha detto o ci è arrivato lui. Non è possibile, davanti si mette la squadra, e quindi questo è il punto chiave. Dopodiché, se ascoltate anche l'intervista di cronaca di spogliatoio, lui parla anche di che la mentalità di un giocatore fa l'80% dell'importanza, prima della tecnica, prima di tutte le cose. È uno che fa anche meditazione, è uno che dà la sua importanza anche al bagno nel ghiaccio a 1 grado, che serve per rigenerare i muscoli, sì, ma è anche una questione mentale, perché in quel momento, quando tu sei dentro, il corpo ti dice di uscire, ma tu devi essere
essere mentalmente più forte del tuo corpo e rimanere. E lui si vantava di essere rimasto tipo oltre 10 minuti nella vasca di ghiaccio dopo le partite con l'Udinese. Oltretutto lui citava, parlando della nazionale, ovviamente Retegui, Ken, lo stesso Scamacca, e lui si mette subito dopo questi tre per il ruolo di prima punta in nazionale, e ogni tanto gli veniva di dire, stava all'Udinese durante l'intervista di cronaca, e dice che Retegui per esempio già sono arrivati, loro hanno cominciato prima di me, adesso stanno in una grande squadra, giustamente. Retegui viene dal Genoa, adesso sta all'Atalanta. Insomma, lui secondo me ha subdorato un tipo anche di percorso che lo può portare da un Udinese come Genoa a un Atalanta come Napoli. Ovviamente però c'è Lukaku davanti, quindi bisogna dargli un po' di tempo a sto ragazzo, che avrà l'ambizione di diventare un grandissimo attaccante che può fare la differenza, e poi lo giudicheremo. Se è chiuvo a livello tecnico e non si muove, diventa statico e non funziona, non tocca bene il pallone, sarà un altro paio di maniche. Ma adesso noi non dobbiamo giudicare proprio niente e dobbiamo semplicemente supportarlo, perché il Napoli ha fatto il contratto lunghissimo, 2030, poi più opzioni eccetera eccetera, e ci si punta molto perché si è speso molto, quindi che Lukaku gli dia una mano, che gli altri lo aiutino a togliersi di dosso un pochino questa emozione iniziale. Si scioglierà, perché Napoli è così e ti scioglie, ti accoglie, però deve cominciare bene, altrimenti io conosco i tifosi del Napoli che poi abbiamo criticato sembra quasi che sai poco. Allora, ben altri campioni e senza problemi li abbiamo criticati, figuriamoci se il tifoso, quello là, si fa scrupolo di criticare e di distruggere Lucca. Andateci calmi e ci arriveremo. Per il resto non voglio più commentare nessuno di quelli che si mettono a difendere praticamente i compagni loro, che poi dicono certe cose mettendo in mezzo di nuovo con grandissimo populismo le cose che succedono nel paese, quello là diviso con le cose così. E allora se tu continui a utilizzare questa cosa qua, vai tu, lascia e non parlare di calcio, perché ci sono i bambini che da New York, Valerio Fluido e tutto. Mi sono un pochino alterato, chiedo perdono.